bentornati sul canale. Siamo a Trieste e ho cercato di fare un video che potesse far vedere la città che mi ha ospitato per 14 anni, i luoghi prevalentemente che più mi sono cari. In questi giorni che sono stato a Trieste il tempo è stato abbastanza variabile, quindi ci saranno immagini che ci sarà un bellissimo sole, bellissimo tramonto, e delle altre dove purtroppo il cielo è un po' più grigio, diciamo. Spero che il video ti piaccia e come al solito mettimi un mi piace, perché a me mi motiva molto per spingere a fare nuovi contenuti, e se Gioele ci lascia camminare iscriviti in modo da essere sempre aggiornato sulle notifiche dei nuovi video che vengono aggiornati. E niente, buona visione di questo video e spero che ti piaccia, come ti ho detto all'inizio del video. Stiamo andando verso Trieste, stiamo sulla strada costiera che porta dall'autostrada, quindi dall'Isert si esce a Sistiana, percorrendo tutta la strada costiera che porta a Barcola e a tutta la parte centrale di Trieste.
andiamo? Non lo so. Mi devo spulciare, non lo so. Andiamo di là? Non lo so, dove andiamo? Di qua? Non lo so. Sanchez dalla parte opposta sicuramente. Andiamo di qua. Andiamo di qua? Andiamo. Bene. Sanchez e Gioele, dai, su. Allora, adesso dove sta il mio dito? Spero che la GoPro lo possa far vedere. C'è un bellissimo arcobaleno che parte fino a lassù. Pochi istanti fa era completo, un arco completo. Adesso purtroppo, vabbè, ecco, da là riesco a vedere fino alla Slovenia. Lì c'è il Monte Nanos. Un pochino prima il Monte Nanos si discioglie, in alto non si vede più. In Italia, quella ancora Italia, c'è. Bene, guarda che salutate. Ciao. Salutate. Ciao. Sì, ma io devo controllare. Ecco, dai, dentro, vai, perché io devo sistemare le cose. Ecco. Uno. E l'altro? Bene. Di ciao. Ciao. Bene, alla prossima. Alla prossima. Ciao ragazzi.
si va in Slovenia a fare il carburante prima di partire. Il carburante in Slovenia costa molto di meno, quindi si fa il carburante e poi si ritorna in Italia. Qui si fa la vignetta, perché in Slovenia si fa la vignetta sulle autostrade. Noi non dobbiamo fare l'autostrada, perché dove girerà questa macchina bianca noi andremo appresso a lei, proprio a Sesano. Mettiamo la freccia, tutti, camion, macchine, e tutti, credo, tranne il camion, eccolo lì che è andato, si è sbagliato il camion, e andremo a fare carburante all'1, 2, freccia, 3. Eccoci qua. Allora, il carburante, il diesel, è oggi a 1 euro e 519. Ok? Bene. Qua è pieno. Messo 70 carte, è pieno. Ce n'era già qualcosa prima, E adesso ritorniamo in Italia. Seguiamo questo Lexus. E un attimo, mi sono dimenticato di dire, adesso io rientro in Italia, e è vero, Italia e Slovenia sono comunità europea, però al confine tra l'Italia e la Slovenia fra poco vedrete i checkpoint. Ok, io non so se adesso con la telecamera accesa loro probabilmente mi fermeranno, non lo so, però di solito non mi hanno mai fermato, fermano sempre le macchine straniere, ok? Però vai a sapere. Ci mettiamo buoni dietro il Lexus, in modo che cerchiamo di evitare che, stando troppo attaccati, si insospettiscono, perché loro controllano se ci sono persone, soprattutto gli extracomunitari. Ecco il checkpoint, siamo rientrati in Italia. Ok, vedete? Carabinieri, quello, quell'altro. Mi sta a fare impazzire. Guardi a sinistra e non arriva nessuno a sinistra, perché è un checkpoint. Rischio incendi, non gettare le sigarette. Oggi ha piovuto, quindi questo rischio, tra virgolette, è ridottissimo. Bene, siamo in Italia e adesso andiamo a Trieste, dove ci prepariamo e domani mattina partiamo per casa, la nostra isola d'Elba, a Marciana Marina. Ok? In questo video hai potuto vedere una Trieste tutta mia, quindi hai visto la parte centrale, più turistica tra virgolette, quindi la Cavana, le rive, parte di Barcola, l'entrata a Trieste, dalla costiera, una piccola porzione di Carso, ok? Alcune vie e alcune cose particolari di Trieste sono comuni. Io vi saluto perché il video è volto al termine. Mi auguro che, come al solito, il video vi sia piaciuto.
È stato un video molto semplice, poco discorsivo, molto di immagini, soprattutto di ricordi. Io vi invito sempre a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale per non mancare alle, come si dice, alle notifiche, agli aggiornamenti sul canale dei video che vado a inserire. Considerate sempre che un'iscrizione, un mi piace, per me è molto importante perché mi motiva ad andare avanti e mi sprona, e per voi è un gesto molto semplice. Logicamente qualsiasi commento è ben accetto, sempre in un discorso di moderazione dei termini. Vi saluto e al prossimo video. Ciao!